Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova live di Reni Retro, diciamo sì, Reni Retro, perché diciamo questa live, durante questa live sfoglieremo insieme una rivista ovviamente retro, anche se magari non ha a che fare solo con i computer, con i retro computer, con il retro gaming, eccetera. Però è, diciamo, la rivista proprio ha il termine retro nel nome, quindi ho preferito diciamo, fare questa live come Reni Retro. Allora, salutiamo tutti quanti, sempre quelli collegati in questo momento sui miei canali Facebook, YouTube e Twitch. E salutiamo anche chi vedrà questa live in differita, rimarrà memorizzata sempre sul mio canale YouTube. Ok? Allora, bando alle ciance, sono le ore 11:23 di questo 31 maggio 2024, venerdì, ultimo giorno di maggio, domani già inizia giugno, sarà una estate, almeno per me, molto densa, piena di cose da fare, diciamo, cose da portare avanti. Alcune riguarderanno anche, diciamo, il canale, quindi vedremo un po' di recuperare tutti i vecchi Sfogliamo Insieme, vedremo tante cose nuove, spero, cioè nuove, sempre nell'ambito retro, sempre nell'ambito delle mie passioni, che sono, come sapete, gli anni 70, 80, 90, visti dal punto di vista diciamo, dei computer, dei cartoni animati e della musica. Ok? Nell'ultima mia live di ieri abbiamo unboxato, aperto questo vinile degli 883 Nord Sud Ovest Est, ennesima ristampa, questa volta fedelissima all'originale degli anni 90, e oggi con voi volevo fare uno sfogliamo insieme. Qui ci sono i due Java Magazine, ma non faremo lo sfogliamo insieme dei Java Magazine. Cioè, dovremo fare poi uno sfogliamo insieme di questo. Oggi facciamo uno sfogliamo insieme di questo Retromania. Vedete? Retromania, copertina e quarta di copertina. Qui vedete Ciro. Oddio Ciro, quando io c'ero quando hanno fatto questo scherzo a Sandra Milo, ok? E poi vabbè, qui ci sono Charlie's Angels, ma Fiorella Piero Bon. Allora, si presenta così, edita da Sprea Editori. Questa rivista tratta appunto gli anni 70, 80, 90, i miei anni, come non ve li hanno mai raccontati. Vedete? E qui si parla di musica, televisione, cinema, giochi, videogame, spot, intesi come pubblicità, cartoni, prodotti e ricordi. E questo viene menzionato sulla copertina, come vedete, all'interno di Retromania. Io perché sta telecamera? Ecco, perché poi mette a fuoco e diventa spettacolare, vedete? Questo è tutto il logo di Retromania, gli anni 70, 80 e 90 come non ve li hanno mai raccontati. Io gli anni 70, 80 e 90 li ho vissuti in prima persona, e quindi posso vedere se è vero oppure no. Allora, qui subito si parte nella seconda di copertina con una pubblicità a Shoujo Classic che io già ho preso, di cui faremo lo sfogliamo insieme prossimamente. Shoujo Classic, vedete? Quindi già ho preso Shoujo Classic, quindi anche questa rivista la vedremo insieme. E qui si parla di passato e futuro. Il prossimo numero viene detto che sarà in edicola il 26 luglio, ok? Quindi questa è una rivista di cui questo è il primo numero, vedete? Sulla costina c'è scritto 1, quindi il primo numero. Allora andiamo a vedere subito.
Allora, qui davanti il prezzo dovrebbe stare scritto qui davanti. Vediamo un po' di mettere a fuoco con la macro. Vediamo un po', eh. Eccolo qua. Retromania numero 1. Bimestrale 9,90. Scusate, non riesco a tenerlo fermo perché è uno zoom incredibile. Ok? Guardate, allora, aspettiamo che mi rimetta a fuoco. Ok? Guardate quanto era piccolo quello che io ho messo a fuoco. Guardate, questo è il mio dito, quindi piccolo piccolo piccolo. Abbiamo visto costa 9,90 euro questa rivista. Allora, andiamo a sfogliare insieme Retromania per vedere se vale la pena investire questi soldi. Qui c'è subito l'editoriale, come abbiamo visto. Si parla di passato e futuro. Allora, parte subito col sommario, con l'indice. Vedete? Andiamo ad analizzare insieme questo indice. Allora, radar, come eravamo, l'intervista, Fiorella Pierobon, review, le retroclassifiche, speciale dossier, retrocult, la retrospettiva, retro things, retro storie, collector, retro bizzarro, recap e reset. Questo è il macro sommario, diciamo il sommario del grande della rivista. Poi per retrocult, vedete, c'è una freccia, retrocult si divide, diciamo, in tante sottosezioni e poi c'è addirittura il retro team che è praticamente dedicato a tutte le persone che hanno contribuito a questa rivista. Retro team, ok? Senza che ve li sto a leggere tutti, comunque andiamo avanti. Vediamo un po' di entrare proprio nel vivo della rivista. Qui si parla di news e segnalazioni. Guardate, per la sezione radar, news e segnalazioni. Bellissimo questo logo, gli anni 80, vedete? Tutto quello che, tra parentesi, non vi ricordate. Poi qui si parla anche dei Blu-ray dei Cavalieri dello Zodiaco. Io già ho detto che questi supporti purtroppo incontrano sempre meno il favore del pubblico perché sono sempre meno le persone che collezionano, a parte i problemi economici che ci sono nella nostra società, ma comunque anche le case sono sempre più piccole e quindi comincia a diventare problematico anche iniziare e portare a termine una collezione e quindi diciamo visto che molto materiale si trova tra virgolette online o sui vari servizi di streaming come Netflix, Prime Video. Salve Andrea, buongiorno, stiamo sfogliando insieme questa rivista Retromania. Quindi stavo dicendo che questi supporti vengono venduti sempre meno e quindi si trovano sempre in offerta o a prezzi molto accessibili a tutti. Ok, girando dopo le news e le segnalazioni per diciamo il macro menu radar, andiamo a vedere come eravamo. I paninari. I paninari, attenzione che era uno stile, i paninari, era presente anche un paninaro all'interno di una trasmissione cult che si chiamava Drive-In. Al Drive-In c'era il paninaro e il paninaro era un modo di comportarsi, di vestirsi, diciamo un insieme di caratteristiche di una persona, facevano di questa persona un paninaro. Ok? Era l'epoca della Milano da bere. Quindi sì, no, sto leggendo per voi, tanto non ve lo voglio leggere perché così fa molto riferimento anche agli yuppies, quindi tra luoghi di ritrovo, sì, beh, fenomeno di costume, come ho detto.
oggi viene visto con molta nostalgia, perché anche il modo di vestire, vedete questa bellissima foto, capite benissimo a cosa ci stavamo riferendo. Ok? Quindi andiamo avanti. Come vedete c'è il personaggio del paninaro di Drive-In. Se lo cercate su YouTube lui c'è, il paninaro per eccellenza. Wild Boys, Wild Boys, Wild Boys. Eh. Sì, sì, Enzo Braschi, bravo, sì, ovviamente il grande, ma guarda, Drive-In è stato un fenomeno cult ed è una pietra miliare nella televisione degli anni Ottanta. Diciamo, ha lanciato tantissimi comici, tra i quali ovviamente spicca Ezio Greggio, che non dimenticheremo mai, l'asta tosta, quindi in cui faceva vedere, lo trovate anche su Amazon, il famigerato quadro, ok? Che quindi, ma ovviamente pure Enrico Beruschi, ma ce ne stanno tanti. Enrico Beruschi interpretava a parte parlava molto di politica Beruschi, ma interpretava anche il Tenerone, un personaggio che divenne in quegli anni iconico. Pippo, 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 che fa? Mi entra dentro di testa? Il drive-in io me lo vedevo sempre. Mi dispiace che non si trovano. Io tra l'altro ce l'ho diciamo un cofanetto di diversi DVD con diciamo il meglio di drive-in, ma non ci sono tutti gli episodi, guardate tutte le puntate, perché magari beh, Giorgio Faletti purtroppo ulula ulule ulalla, me lo ricordo sempre, Giorgio Faletti, scrittore, attore e cantante. Io ho anche sia l'LP e sia il 45 giri di Giorgio Faletti, che ha inciso sia un LP e un 45 giri, ha scritto un paio di libri, mi sembra 2 o 3 libri, e poi è stato un comico ed attore, Faletti, un personaggio a tutto tondo, diciamo, a 360 gradi. Andiamo avanti, vedete, già si parlava di fast food di qua negli anni 80. Ricordiamo che qua in Italia, a Roma, a Milano, i fast food non erano negli anni 80 così diffusi, non si trovavano i McDonald's o i Burger King o come si chiama, KFC e tutti i vari fast food così velocemente. Buongiorno Willy, benvenuto, buongiorno. Non era così facile, cioè, per chi non li ha vissuti quegli anni, lasciate stare quelli dell'età mia più o meno, o anche più grandi, che diciamo li hanno vissuti in pieno, per chi non li ha vissuti non riuscirà mai a capire quello che accadde in quegli anni, perché in quegli anni, ecco, la televisione a colori, gli impianti sterei da casa, con i giradischi, le piastre, i tuner, le radio, l'amplificatore, le casse, e poi si andava avanti il Commodore 64, prima il VIC-20, poi il 64, poi l'Amiga, il PC e tutto questo futuro e questa tecnologia, contemporaneamente cartoni animati di tutti i tipi che venivano trasmessi soprattutto dalle reti Fininvest, ma anche dalla Rai e da tutte le varie reti private, Telemonte Carlo, eccetera, tipo Evoxon, a Napoli, Rete Capri, Telecapri e tutte le altre varie TV private. Quindi diciamo il proliferare anche delle TV secondarie rispetto a quelle a diffusione nazionale, quindi pure l'evoluzione della TV diciamo privata, che divenne anche a diffusione nazionale grazie alla Fininvest, al Biscione. Guardate che in quegli anni non si faceva stare dietro a tutto ciò che usciva, la musica, Madonna, Michael Jackson, i Queen, i Pink Floyd, c'era un ammassarsi di grandissimi autori, cantautori, musicisti, presentatori, Corrado, Mike Bongiorno, Edoardo Vianello, poi in tutte le parti, poi cominciarono verso gli anni 90, ancora arrivò la Jalapas Band, arrivarono Aldo, Giovanni e Giacomo, ci fu guardate, tra gli anni 80 e 90
ci fu un boom di tutto, le discoteche sempre piene così, anche la domenica pomeriggio quando erano dedicate ai ragazzini di 15, 16, 17 anni che non potevano ancora andare in discoteca di sera, lo canta pure Max Pezzali in La Regina del Celebrità. Quindi voglio dire, i fast food sono importati in Italia nella metà degli anni 80, vedi, ma solo nelle grandi città. Qui a Roma, ovviamente, lo sapete tutti, il grande primo McDonald's fu quello di Piazza di Spagna, ancora sta lì, e fu il primo grande McDonald's, così come il primo grande centro commerciale, inteso come grande centro commerciale, fu Cinecittà 2. Dentro Cinecittà 2 c'è l'ultimo McDonald's rimasto, che non è proprietà né franchising né della catena McDonald's, ma è proprietà di coloro che lo hanno aperto, perché negli anni, diciamo fine anni 80, si poteva scegliere ancora di aprire un McDonald's come privato, andando a pagare soltanto i diritti dei loghi e diciamo dei panini. Infatti lì dentro Cinecittà 2, con tutto che hanno un po' ristrutturato il centro commerciale, non ci sono ancora i totem per ordinare il McDonald's senza totem. Vai ancora lì alla cassa, ordini e ti porti, diciamo, il vassoio al tavolo. Quindi diciamo che ed è l'unico McDonald's, penso, che non c'ha i totem. Quindi questo per farvi capire. Buongiorno Massimiliano, anche grande Max DJ77 è tra noi, grazie mille, e stiamo parlando un po' degli anni 70, 80, 90 e siamo arrivati, diciamo, ai paninari e quindi al drive-in ho divagato un po'. Andiamo avanti perché qui ci sono anche, fanno vedere anche dei fumetti che riguardavano i paninari, ma io ho ancora, penso che siano là dietro, c'è una scatola trasparente, voi non la vedete perché c'è la scritta, c'è una scatola trasparente dove ci sono anche figurine come questa mi pare che ce l'ho, dove sta? Eccola. Questa figurina che vedete qui, che veniva fatta anche in versione tatuaggio, io questa ce l'ho ancora, con scritto Paninaro. Venivano venduti in edicola questi sticker, chiamiamoli così, adesivi, e non erano solo sticker. Io ve l'ho fatto vedere, cercatevi il mio video su YouTube dove faccio vedere la mia grandissima collezione di adesivi. All'inizio degli anni 80 abbiamo assistito a un'evoluzione made in USA, anche grazie alle reti televisive del gruppo Fininvest. E già, tutti quanti ce l'hanno con sta Fininvest, tutti ce l'hanno avuta con Berlusconi, ma noi a Berlusconi dobbiamo tanto, anche come Italia, ha impicciato, imbrogliato, quello che volete, però diciamo ha fatto progredire l'Italia in un modo che secondo me nessuno avrebbe potuto fare. Ha fatto progredire l'Italia grazie ai grandi supermercati come Standa, Upim, era tutta roba sua. Ha fatto progredire l'Italia anche con la Mondadori, in edicola, eccetera, usciva di tutto di più, partendo anche dal mitico TV Sorrisi e Canzoni, che ancora... abbiamo il maestro Luke 74 Channel. Chi è connesso adesso andate a mettere un follow, un segui al canale di Luca, perché vale la pena. Salutiamo anche Andrea Di Gaddo, stiamo sfogliando qualcosa degli anni 80. Mi fa piacere che Luke 74 Channel ha pubblicato un video in cui il suo Amiga 3000, quindi è diventato un possessore di un'Amiga 3000, l'ha acceso dopo 25 anni, mi sembra, giù di lì, non stiamo vedendo il capello, ha acceso quei computer, erano fatti talmente bene, ma talmente bene, è partito subito. Ovviamente ha dato un errore all'inizio, quello penso che sia un assign di qualche periferica mancante, qualcosa che diciamo il proprietario originale ci aveva attaccato a quell'Amiga, che ovviamente non è stato riconnesso, e quindi lui dà un errore che non trova quella periferica, ma poi dicendo cancella quel messaggio, ovviamente il workbench è partito e si vede il workbench del vecchio proprietario, che a quanto ho capito, che ci siamo detti, faceva montaggio video con questa Amiga 3000, e quindi è partito con il software tutto, con gli hard disk. Addirittura gli hard disk sono partiti subito. A me qui c'è una colonna di hard disk rotti che si rompono come niente, e invece gli hard disk dei 25 anni fa li accendi, non solo partono e girano, ma se leggono pure tutti i dati sopra. È qualcosa di magico, secondo me. Qui c'è qualcosa di magico.
come magico è anche questo LP, che ovviamente io ho in vinile, Wild Boys dei Duran Duran, The Wild Boys, ok? Wild Boys, prima ancora di Notorious, decreto il grandioso successo poi dei Duran Duran durante gli anni 80. Ovviamente non si può parlare di anni 80 senza parlare di Ritorno al futuro e di Top Gun, vedete? Ritorno al futuro, Tom Cruise, Top Gun, vedete? Cioè, gli anni 80, vedi, non ho detto poi gli attori che hanno fatto parte degli anni 80 sono tantissimi, Arnold Schwarzenegger, appunto Tom Cruise, poi tantissimi telefilm, uno tra tutti a me piaceva tantissimo era Supercar, ma oltre a Supercar, che poi a noi sembravano infiniti, c'era anche, che ne so, A-Team, c'era Riptide, che non riesco a trovare da nessuna parte, la serie di Riptide. Berlusconi ha rivoluzionato lo stile USA in Italia, ricordiamo, DJ Television, dove un giovanissimo Giovanotti presentava già in televisione, era piccolissimo, manco 17 anni aveva e già stava in televisione, gli avevano dato una trasmissione tutta sua. E poi aveva fatto già una TV di Giovanotti, non mi ricordo come si chiamava quella trasmissione, però lui aveva già una trasmissione tutta sua, era piccolissimo, era un grande, cioè Giovanotti ha fatto davvero dei passi da gigante nel tempo. Sfido chiunque a smentire quello che sto dicendo. Lui ha fatto poi dei cambiamenti e ha cavalcato la musica, cioè cambiando anche la sua musica, quindi continuando ad avere successo senza mantenere lo stile sempre uguale. Se voi vedete le prime canzoni di Giovanotti, Gimme Five, eccetera, e vedete le ultime, sono completamente diverse, uno stile completamente che non c'entra niente, sembra completamente un altro cantante. E lui perché si è aggiornato piano piano nel tempo. C'ho lì un bellissimo cofanetto che si chiama Backup, dove lui aveva fatto, mi pare del 2015, aveva fatto un backup della sua vita e lì c'è proprio l'evoluzione, la vedi? L'evoluzione proprio della musica, secondo me la vedi benissimo vedendo tutta la discografia. Ovviamente dopo dal 2015 in poi sono usciti tanti altri album che sono sempre diversi. Vuoi vedere l'evoluzione della musica? Comincia a sentire un brano solo per ogni LP di Giovanotti e vedi come la musica è cambiata negli anni, partendo dagli anni 80 che lui faceva Walking, faceva Gimme Five, e qui la festa, Vasco, sta roba qua, quando faceva questa cosa, e poi quando poi ha fatto gli ultimi brani. Veramente c'è. Allora, qui c'è un volto molto noto della televisione di Silvietto Berlusconi. Questa era la presentatrice di Canale 5, che non so se ci stanno più le annunciatrici TV. Fiorella Pirobon ha presentato tantissime trasmissioni anche di Mike Bongiorno, di Corrado, insomma tutto quello che andava in onda prima lo doveva annunciare lei, la Fiorella Pirobon. Guardate che è tanta roba, è tanta roba, vedete? Sono andati a beccare, vedete che qui anche con Mike Bongiorno ha lavorato, guardate che bella foto con Mike Bongiorno. Queste foto secondo me se le cercate su internet. Silvestre Stallone, mi dicono Andrea che non ho menzionato insieme a Schwarzenegger il grande Stallone che ancora recita, ancora fa, manda avanti. Allora ricordiamo anche il canale Video Music lanciato in contemporanea concorrenziali con le reti Fininvest. Video Music era un bellissimo canale in cui venivano trasmessi i video musicali che uscivano a ruota continua ed era qualcosa di spettacolare. Poi c'erano anche i vari concorsi musicali a livello internazionale, quindi non era un canale in cui veniva trasmessa solo musica italiana, per dire, era internazionale, ci vedevi di tutto, ci vedevi Nick Kamen, Rick Astley, i Queen, su Video Music sono andati tutti quanti, ma veramente un canale bellissimo e tutti ci ricorderemo il logo in basso, la M con la V, cioè bellissimo Video Music, un canale veramente che se uno non voleva sentire la radio e voleva vedere anche com'erano i video musicali dell'epoca, bastava che metteva Video Music e venivano trasmessi i video come adesso fanno un po' dappertutto tutte le radio. Ok? Andiamo avanti, questo quindi ve l'ho fatto vedere. Guardate, sempre tutta l'intervista
bella, bella densa questa intervista, vedete qui quanta roba scritta a Fiorella Pierobon, questo senz'altro è da leggere. Masters of the Universe, Revolution, rivoluzione a Eternia. Ok, anche i Masters hanno, diciamo, segnato la nostra infanzia. Se cercate sul mio canale YouTube, troverete tra le mostre e le fiere anche Toissimi. Dentro Toissimi io ci trovai tantissimi stand che vendevano una marea di materiale riguardante Masters of the Universe, i Men, ok, Skeletor, il castello di Skeletor, il castello di Grayskull, diciamo ce n'erano tantissimi e costicchiano pure perché sono molti, sono da collezione, quindi diciamo che Masters of the Universe, i Men e i dominatori dell'universo, fu un, diciamo, adesso dovrei chiamarlo anime, ma fu un cartone animato che ebbe un grandissimo successo e che venne accompagnato dalla commercializzazione di una serie di gadget, di pupazzetti e la tigre, diciamo una serie di, anche di giocattoli dedicati sempre a questo mondo, che diciamo ebbero un discreto successo e adesso ovviamente sono tutte cose da collezione. Qua c'è una classifica a 45 giri, di questi 45 giri non ce n'ho neanche uno purtroppo. Quindi le copertine anni 70 più imbarazzanti e io di queste non ce ne ho nessuna, nessuno. Il che mi dispiace perché sapete che io colleziono parecchio i vinili, anche 45 giri, ok? Nostalgia canaglia, quella che mi prende sempre un po'. Oh, in edicola ci sono sempre Sprea Editori, anche riviste dedicate alle macchine. Nostalgia canaglia, andiamo a leggere. La nostalgia è il futuro? Andiamo a vedere lo speciale. La nostalgia è il futuro, il fenomeno dell'eterno ritorno. Vedete? Qui addirittura Gem, vogliono fare il film di Gem and the Holograms. Qui viene menzionato il film di G.I. Joe, i vari film di Transformers vengono menzionati. Pixels. Pixels fu un film bellissimo, a me piacque tantissimo. Non so se la telecamera riesce a mettere a fuoco la locandina di Pixels. Guardate se questa deve entrare in modalità macro. Eccola qui, la locandina di Pixels. Con Q-Bert, i Men per il potere di Grayskull, esatto. Poi la pre-nostalgia, prove tecniche di ritorno. Oh, l'allenatore nel pallone, Teenage Mutant Ninja Turtles, i team, per esempio un altro telefilm che non ho menzionato, che qui menziona loro, sono Boy Luke, quindi la contea di Hazard, Notte prima degli esami, un altro bellissimo film. Vedete qui sotto ci sono A-Team e The Duke of Hazard, quindi la contea di Hazard, il generale Lee, la macchina arancione. Quindi diciamo c'è tanto, vedete questa rivista è piena di anni 80 soprattutto, per adesso stiamo vedendo proprio anni 80, qualcosa anche degli anni 70. Qua ci sono di Goldbergs, gli anni 80 come non li abbiamo mai visti. Vedete? Io vado avanti, sennò poi la live diventa troppo lunga. Oh, e questo è un qualcosa di moderno che si rifà all'antico. Quindi Stranger Things. Stranger Things, diciamo, narra delle vicende accadute negli anni 80, nei primi anni 80. Io ho visto, mi pare, le prime 2 stagioni, non dico nulla perché boh, mi hanno lasciato un po' col punto interrogativo. C'è anche un bellissimo film, ha fatto il cameo anche il creatore di Pac-Man. Certo, certo, che gli viene mangiato il braccio dal Pac-Man, ma come? Ti ho creato io! Guardate che è bellissimo Pixels. Pixels è qualcosa di spettacolare, veramente. Stranger Things è da vedere, è qualcosa da vedere. A me non è piaciuto particolarmente perché è un giudizio personale, ci mancherebbe. Allora, Stranger Things, come vedete, invece il successo a livello mondiale è stato molto importante.
importante, e quindi è uscita un sacco di roba su Stranger Things. Ok, quindi qui si parla di The Goldbergs versus Stranger Things. Facce diverse della stessa medaglia nostalgica. Oh, qua si parla di Ghostbusters, di cui pochissimo tempo fa, 2 o 3 settimane fa, è uscito al cinema un altro film, e It, questo qui, ok? Ghostbusters è diciamo stata ripresa negli ultimi anni come serie, perché noi ci ricordiamo Ghostbusters 1 e il 2, punto, basta. Poi diciamo gli altri sono stati ripresi diciamo in tempi più vicini a noi, diciamo, ecco, 2010-2020, così. Eh, diciamo che ovviamente uno rimane molto legato ai primi due film, senza nulla togliere a questi altri che hanno fatto. Io l'ultimo ancora lo devo vedere. Questo invece secondo me è una serie azzeccatissima. Cobra Kai, ho visto tutto, mi manca l'ultima perché mi sembra che ancora non l'hanno pubblicata, non mi ricordo. Devo vedere perché c'ho Netflix, c'ho pure Prime Video, mi sa che su uno dei due venne pubblicato. Allora, Cobra Kai, cos'è Cobra Kai? Noi tutti ci ricordiamo The Karate Kid 1, 2 3, ok? Che cosa hanno fatto? Hanno fatto una cosa che in pochissimi fanno, l'ho vista fare un po' in Star Trek con Star Trek Picard, di prendere gli attori originali, con tutto che sono invecchiati, non fa niente. Cioè, hanno preso gli attori originali e li hanno fatti recitare in una serie TV che è il continuo di ciò che succede anni e anni dopo. Cioè, quindi è vero che questi sono Daniel San e il suo rivale nel primo film, nel primo Karate Kid, che venne sconfitto, diciamo, con il colpo del cigno di Daniel Rarusso. E niente, praticamente partendo da questi due hanno richiamato tutti gli attori di tutti e tre i film. Bellissimo, bellissime tutte le serie, bellissima l'iniziativa, e a me è piaciuto anche Ghostbusters. Hanno fatto anche una serie animata, come no, 2 serie animate. Una è The Real Ghostbusters, che non c'entrava niente con i Ghostbusters, però hanno fatto pure Ghostbusters, che era proprio con gli stessi personaggi del film fatti a cartone animato. Quindi c'è The Real Ghostbusters, dove c'è pure, diciamo, l'orangotango lì, insomma, è quello un po' più che si discosta un po' più dai film, si discosta parecchio, diciamo, non poco. E poi c'è anche una serie animata, a cartoni animati, invece che con i personaggi disegnati dei film. Ok? Quindi andate a cercare da qualche parte, anche su Wikipedia vi trovate tutto quello scritto. Magari qualche episodio c'è pure su YouTube, questo non lo so. Andiamo avanti, Cobra Kai l'abbiamo visto, effetto revival, quanti tipi di retromania? Allora, durante le mie live spesso ho detto che c'è un telefilm che dal lontano 2008 lo vediamo tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, ed è questo telefilm qua, con questo signore qua. Lui è Sheldon Cooper, protagonista di The Big Bang Theory, insieme a Leonard e a tutti gli altri del cast Penny. Dal 2008 che è nata mia figlia, noi a ora di pranzo ci rivediamo degli episodi di The Big Bang Theory. Spesso questi episodi, qui vedete c'è anche la Girella Motta, questa è una parentesi. Big Bang Theory ha avuto anche uno spin-off che è questo, Young Sheldon, che narra le avventure di Sheldon Cooper, quindi il protagonista di The Big Bang Theory, durante la sua età giovanile, quando andava a scuola, che poi è andato pochissimo a scuola, è andato subito al college, quello che succedeva al college, quello che succedeva col fratello, con la sorella, diciamo con il padre, la madre, la nonnina. Insomma, sono le avventure di Sheldon da piccolo. Bellissimo, Young Sheldon, anche da vedere anche questo. E qui si parla di top e flop. Per esempio, ecco, vedete qui secondo me tra i flop viene menzionato She-Ra, perché non ebbe il grande successo che ebbe I-Man. Ok?
quindi She-Ra era la versione femminile di He-Man, sempre Grayskull, sempre la spada, insomma vabbè, e quindi non ebbe proprio troppo successo. Retromania ludica, oh, e qui si entra nel vivo. Guardate qui che fotografia che ci hanno messo. E queste sono tutte retro console, tra l'altro alcune sono quelle uscite adesso, quindi per la serie Atari Flashback. Ci stanno la Super Nintendo, la PlayStation, il Mega Drive, il NES, il Nintendo Entertainment System, e poi c'è pure questo dell'Atari rifatto, l'Atari 2006, diciamo rivisto e corretto. Ok, andiamo avanti. Di qua ci stanno tutti i vari giochi. Tra l'altro io ho fatto vedere anche una marea di giochi da tavolo, andate a cercare nel mio canale, mi pare che l'ho messo tra cose strane, ci sono, ho fatto vedere tutti i giochi da tavolo che ancora ho degli anni 70-80, io ho ancora il Monopoly in cui la I finale è una I normale e non è una Y, quindi andate a vedere, poi farò pure gli altri che in soffitta ce n'ho tanti altri, c'ho anche Bis, il pranzo è servito che non ho fatto vedere in quel video. Su in soffitta c'ho Pac-Man, ma ce n'ho veramente tanti di giochi che in quel video non ho fatto vedere perché quelli sono i giochi che io ho qui dentro casa che ogni tanto con mia figlia giochiamo insieme. Andatevi a vedere anche uno dei video che dicono che è stato quello che ha avuto più successo sul mio canale, che è quello dedicato alle sorprese Mulino Bianco Barilla. Vedete? Quindi ho fatto un doppio video, quindi sono due video in cui abbiamo aperto tutte le sorpresine di due maxi sorpresieri del Mulino Bianco Barilla. Ok? Ecco qua, visioni e suoni. Qui fanno vedere delle cose che hanno fatto degli anni 80, hanno fatto diciamo la storia. Uno di questi è One, che insieme a Paolo Bonolis ha presentato Bim Bum Bam, il contenitore di cartoni animati della Fininvest. Ok, andiamo avanti. Quale futuro? Cosa resterà di questi anni un po' 70, 80 e 90? E qui guardate retro cult pure, cioè ci sono delle pagine, questa rivista veramente ve la consiglio perché per quelli appassionati come me di anni 70, 80, 90 questa rivista è un must. Essi vivono, non era un film dell'orrore, essi vivono, la libertà apparente della democrazia. Ok, andiamo avanti. Avere 20 anni, l'altro lato del femminismo cinematografico. Guardate. No, veramente, veramente bella questa rivista, bella piena di notizie. Truck Driver, trasporti straordinari. Interbang, ragazzi in giro per il mondo. Devlin, il diavolo su due ruote e Ti voglio bene Denver. Denver. Ti voglio bene Denver. Cucciolotto verde senza età. Ti voglio bene Denver. Denver. Tan tan. Andiamo avanti. Golden Girl. Riscoprendo l'altra She-Ra. Stiamo sfogliando insieme questa bellissima rivista. Il labirinto magico, tante versioni per un gioco mitico. Questo a mia figlia piace tantissimo giocare. Tra l'altro ci siamo persi un tassello, l'abbiamo ridisegnato a mano, tanto non era importante, e quindi l'abbiamo ridisegnato su un cartoncino e ci continuiamo a giocare. E io ho questa versione qui del labirinto, diciamo quella originale, una delle prime. Ok, perché poi ovviamente ne sono uscite tantissime versioni dedicate anche a telefilm, serie tv, a film, eccetera. DuckTales, quanto mi piaceva l'originale, però non il remake, è per me disegnato malissimo. Cioè il remake è tutto spigoloso, ma DuckTales, quello anni 90, fine anni 80, primi 90, è bellissimo, con Zio Paperone, qui qua e Paperino,
è qualcosa di spettacolare, in cui c'è pure McQuack che compare soltanto dentro questa serie DuckTales, e poi di DuckTales fa parte anche uno dei film che ebbe un grandissimo successo, che è Zio Paperone alla ricerca della lampada perduta, che era, diciamo, un episodio lungo di DuckTales che venne trasmesso anche al cinema ed uscì su videocassetta, proprio Zio Paperone alla ricerca della lampada perduta, proprio come videocassetta a sé stante, senza far parte della serie, però faceva parte di DuckTales. I personaggi erano proprio quelli di DuckTales. Ve lo consiglio, se non avete visto Zio Paperone alla ricerca della lampada perduta, cercatelo e vedetelo, perché è veramente, veramente bello. La Stefi e Valentina, pensieri quotidiani e positività. Guardate quanta roba, veramente, veramente non finisce mai. Oh, e qui si nomina un artista che vi lascio, devo andare al lavoro. Ciao Renato e buon proseguimento a tutti. Tanto penso un'altra decina di minuti e finiamo anche noi. Qui adesso stiamo parlando di Madonna. Like a Virgin fu il suo secondo album. Il primo fu The First Album, va bene, però secondo me è quello che ha avuto più successo in assoluto di Madonna. Like a Virgin, un album che fece la storia di Madonna. All'epoca poi c'era la diatriba e, diciamo, non era una guerra, cioè c'erano da una parte Madonna, il pop visto da femminile, e dall'altra Michael Jackson, il pop visto al maschile. Quindi Madonna e Michael Jackson, diciamo, macinavano dischi, vendevano dischi alla grande proprio in quegli anni. Tra lei e Michael Jackson non si sa chi vendeva di più. Oh, Bis, Roy B, gli Yellow Magic Orchestra, Roy B, la linea Roberts per bambini. Poi Stick e Stack, un'evoluzione delle figurine. Ah, questi sono gli stick e stack, erano le figurine che si potevano attaccare e staccare, attaccare e staccare, quindi le potevi attaccare su un diario, staccarle e attaccarle su un altro diario. Veramente, stick e stack, me le ricordo benissimo. Stick e stack. Poi qua c'è una pagina dedicata alle pubblicità, sigle TV e sigle cartoon. Vediamo un po' sigle TV, Miami Vice, sigla cartoon, Chip e Chop, agenti speciali della Disney. Per la pubblicità dei Mars, ok? E anche la pubblicità della Fanta del 1980, guardate, questa è la pubblicità della Fanta del 1980, guardate veramente, oh, belle combattenti da Charlie's Angels a Sailor Moon, vedete? Queste tra l'altro sono le Charlie's Angels originali, da cui poi è stato fatto un film diversi anni fa, però è stato fatto un film preso dalla serie, appunto, e poi anche un altro film proprio pochi anni fa, pochissimi anni fa. Qui continuiamo a parlare sempre delle Charlie's Angels, vedete? Affiancate poi da Sailor Moon, è bellissima questa foto mischiata tra Charlie's Angels e Sailor Moon, vedete? Charlie's Angels e Sailor Moon, quindi oh, pam 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 pam, non ce l'ho più qua. C'avevo qua un Walkman, ma l'ho levato, l'ho messo via per farvi vedere. Il Walkman ha decretato diciamo, il cambio, il cambio del modo di sentire la musica, che prima noi ci portavamo dietro gli sterei portatili, e invece con l'avvento del Walkman, di cui poi tutte le varie marche fecero il loro modello, il Walkman ti permetteva con le cuffiette di sentire la musica in un'unità abbastanza compatta, era piccolissima, poco più grande di un'audiocassetta, e quindi era più facile da portare in giro che non quei valigioni che ci portavamo dietro, che avevano le casse. Poi spesso, cioè, oltre al mangianazzi c'avevano pure la radio, quindi erano gli sterei portatili con i torcioni, questi Walkman invece spesso andavano con le stilo, e quindi col fatto che non c'erano bisogno di un grande amplificatore, le batterie duravano anche di più perché dovevano alimentare praticamente solo il motorino che trainava il nastro. Quindi guardate qua, storia di Capitan Findus,
le pubblicità quando le facevano bene ti entravano in capoccia e non uscivano più. Ecco Capitan Findus con i suoi bastoncini di merluzzo di Capitan Findus. Vedete che le pubblicità ti rimanevano impresse. Gli ecologini, il green a giocattoli. Già si parlava di green. Siamo quasi addirittura di arrivo. Piccoli fans, Sandra Milo e l'effetto Mandela. Vabbè, poi ovviamente, certo, dopo lo scherzo a Sandra Milo ne cominciarono a fare tantissimi di scherzi da tutte le parti. Ed ecco l'immagine presa proprio da quella trasmissione, l'espressione che fece Sandra Milo. Ciro, chi? Ciro? Quando? Dove? Oddio, Ciro mio! Occhi di gatto, qua viene menzionato Chezzai. Occhi di gatto. Un altro colpo è stato fatto. Che ovviamente sia un manga, sia un anime conosciutissimo, bellissimo da vedere. E qui c'è il reset, eccoci qua, retro mail, eccetera. Oh, e qui c'è la preview del prossimo numero. Sarà in edicola a fine luglio, tra un paio di mesi. Io di Nesquik ho fatto vedere che ho ancora, però si è tutta cancellata nel frattempo, la pila Quick di Nesquik. Quando il Nesquik dava questi omaggi, io mi sono conservato la pila Quick che andava con una stilo messa dentro, c'era la lampadina davanti e premevi il naso e si accendeva. Purtroppo la figura qui davanti si è tutta cancellata e quindi io ho la pila Quick con anche il cappello che serviva anche per chiudere e tenere chiuse le due metà, perché per cambiare la pila levavi il cappello, aprivi le due metà, mettevi la batteria stilo, chiudevi le due metà e mettevi il cappello sopra, rimaneva chiuso ed era anche un portachiavi. Comunque siamo arrivati alla fine di Retromania, abbiamo sfogliato insieme Retromania, quindi una rivista che ancora la trovate tranquillamente in edicola, è uscita da pochissimo, quindi correte in edicola se vi è piaciuto questo video. Innanzitutto mettete anche un like al video e se vi piacciono questi contenuti mettete anche un follow al mio canale, cioè seguite il presentatore, seguite a me che sono il presentatore, ok? Quindi mettete un segui a me, poi mettete un like al video se vi è piaciuto e poi andate in edicola, correte in edicola se vi è piaciuto il contenuto di questa rivista Retromania. Vi ricordo 9,90 €. Sprea Editori. Va bene, prossimamente dovremmo sfogliare, capita, e quando recupero qua? Se me ce vogliono, quanto è durata? Un'ora per ognuno di Raspberry, vabbè. Poi niente, noi piano piano, che ce frega, ma chi ci corre dietro, ma che va bene così, dai, ma chi ci corre dietro? Questi faccio un po' di sketch per chi vuole, se vuole mettere là, taglia, copia, incolla e fa i meme. Ma chi ci frega? Ma che me frega a me? Ma figurati, ma che dobbiamo fare? Faccio l'imitazione di Emilio di Lungotevere Vetrapapa che vendeva tutta la roba comoda. Adevi! Ma stai ancora qua, mi sta a far perdere un sacco di tempo, ma lo vuoi o non lo vuoi sta amica 3000? Dai, dammi 1.500.000 lire, te porti via amica 3000, dai! I vuoi riparare un nostri CD-ROM? Quando riparavo i lettori CD e i masterizzatori per Emilio, quanto tempo è passato. Vabbè, ragazzi, grazie di essere stati qui con me. In chiusura di live vi invito a visitare i miei siti www.classe74.it, che è il sito principale, www.magliettevintage.it, in cui troverete tante magliette vintage, tutte quante in vendita su Amazon, legolando.it, dedicato interamente ai Lego, Star Wars Store, dedicato ovviamente alla galassia lontana di Star Wars. Poi c'è ovviamente, io sono un appassionato di musica e di vinili, quindi c'è il mondo del vinile.it, dove troverete tanti vinili, e non meno importante renijstore.it, dove troverete tanto materiale come giradischi, mixer,
amplificatori e casse, microfoni e cuffie per, diciamo, il vostro impianto per ascoltare la musica. Quindi andate su renijstore.it se dovete acquistare un componente audio. Ok? Detto questo, io sono arrivato, sono le ore 12 e 12 minuti. 12 e 12 minuti, vediamo un po'. Reni Retro, 12 e 12 minuti, vediamo un po'. No, ho sbagliato un po'. C'è qualcosa che non va. Oh, non c'è. Aspettate un attimo, mi scordo sempre che devo fare. Vabbè, mettiamo quella di Renige, ma che mi importa. Tanto stiamo tra amici. Stiamo tra amici. Ok. E niente. Io appunto sono le 12, stavolta è 13 minuti. 31/5/2024, venerdì. Ultimo giorno di maggio, domani sarà giugno, salutiamo maggio e ci vediamo prossimamente per un altro Sfogliamo insieme e per altre cose che ho da farvi vedere. Ok? Grazie mille di nuovo a tutti di essere stati qui con me, grazie a chi ha visto questa live in diretta, grazie a chi la vedrà in differita, grazie a chi vorrà mettere il like, grazie mille a chi vorrà condividere questo video per far vedere a più gente possibile questa rivista ed il suo contenuto e vi saluto augurandovi una buonissima giornata. Un saluto a tutti da Reni Retro.